Settima corsa, premio Irazzi Group Cesena, è l'ultima del Super Frustino, la settima del convegno. Per quanto riguarda il Tomasi Grassi Hayward, ricordiamo ormai Antonio Greppi è sicuro di passare il turno, mentre ancora lotta per l'altra. Intanto Vieni Viciroc che prende il comando con Vincenzo Piscoglio su Star Griff Italia, partito bene, mentre Speciales col 10 è già lì, è vicino ai primi. Prima curva con in vantaggio il figlio di Nadal Shiba che la mette sul ritmo, arriva in 15 ai primi 200 metri. Ora Speciales addirittura la possibilità di stazionare in seconda posizione perché Star Griff Italia è un po' più indietro. Vediamo le scelte di Roberto Vecchione, 28,9 i primi 400 metri, poi alla corda vediamo Quincy Frontline, mentre esce all'esterno Tarantella ferma in scia Wauka, 600 in 44,3, Speciales esce nuovamente al largo in anticipo su Tornado del Pino, ma Vieni Viciroc sta mantenendo un ritmo veramente sollecito, viene sollecitato da Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 58,4 il primo giro, ma Speciales è di secondo, poi Tornado del Pino al largo di Star Griff Italia, lungo la corda Quincy Frontline, arriviamo al chilometro in 1,13 secco, sempre in vantaggio l'allievo di Vincenzo Piscoglio. Speciales in seconda posizione, può tergiversare ancora Roberto Vecchione, intanto guadagna di dentro Star Griff Italia, siamo a 400 metri dalla conclusione, ora Speciales inizia a fare sul serio e dà un severo attacco al battistrada, poi vediamo ancora Star Griff Italia in attesa dell'open stretch, lì vicino ancora Tonico Tornado del Pino, curva passata in 15,2, retta d'arrivo, ora Speciales si distende e viene a prevalere nettamente, mentre ottimo Tornado del Pino che viene attaccato da Quincy Frontline, a sorpresa seconda Quincy Frontline su Tornado del Pino, poi Star Griff Italia e Wauka. Quindi andiamo a vedere per quanto riguarda la lotta per il Frustino, intanto la vittoria di Speciales, il triplo per gli allievi di Andrea Vitagliano. La prima vittoria della serata per Roberto Vecchione, vediamo se sarà sufficiente per poter passare il turno. Va a 18 punti Roberto Vecchione, mentre per il secondo Quincy Frontline, al terzo Pietro Gubellini, quindi è solo quarto Giorgio D'Alessandro. Probabilmente quindi questa vittoria dai, lascia passare Roberto Vecchione, adesso faremo i conti con più calma, ma mi viene da dire che i due qualificati per la finale del 20 agosto sono Antonio Greppi e Roberto Vecchione. Attendiamo comunque di ufficializzare questa notizia. La sicuro è la vittoria di Speciales con Roberto Vecchione, la quota da ultra favorito di 1,24.